Adesso proviamo a lasciare la parola a Antonella Cornale dell'Associazione Veneto, Midori, e Roberto Berselli della Fondazione CEIS Emilia Romagna. Prima di darvi la parola volevo dire che abbiamo ricevuto parecchie domande, quindi probabilmente in questa mezz'oretta che ci è rimasta come spazio finale non riusciremo a rispondere a tutte le domande, quindi vi faremo, insomma, vi diciamo di seguire le nostre pagine social, Facebook, il nostro sito, perché verranno pubblicati dei piccoli video in cui le domande che non hanno ricevuto risposta oggi, non riceveranno risposta oggi, verranno appunto poste ai nostri relatori e riceveranno risposta. E poi volevo ringraziare ufficialmente, purtroppo per un problema tecnico, Simona Simone, che è stata fondamentale nell'organizzazione di questo convegno e anche proprio nella promozione dell'evento, che purtroppo per un problema tecnico non ha partecipato ed è stata sostituita da Giusy. Basta, non rubo più tempo nemmeno io, buon lavoro. Sì. Benvenuti a tutti. Io e Antonella abbiamo un po' il compito di coordinare questa sessione di domande. Non sappiamo quali saranno i professionisti che appariranno adesso, abbiamo cercato di suddividere un attimo le... Roberto, buongiorno a tutti, intanto grazie per essere ancora qui con noi. Se dici Roberto, io direi di fare le domande, poi così ammettono i vari relatori. Parto io con una domanda per il dottor Salvo, ed è da una dietista che ha partecipato oggi al convegno e dice: buongiorno, sono una dietista, mi ritrovo spesso di fronte a pazienti con forme di anoressia nervosa cronicizzata. Come consigliate di gestire in linea generale questo tipo di quadro clinico appunto cronicizzato per cercare di creare i presupposti di una possibile guarigione, soprattutto sul fronte del nucleo psicopatologico dell'anoressia stessa? E poi chiamerei anche il dottor Abate Daga su un'altra domanda, che è: cosa possiamo dire ai familiari di chi passa da un disturbo di anoressia in bulimia? Come supportarli senza che cadano nello sconforto? Allora, il dottor Daga può aprire, ok. Ti chiedo scusami per praticità di chiamare eventualmente prima i medici, perché qualcuno purtroppo anche per motivi di lavoro, di connessione magari non allora Roberto può già anticipare i prossimi, così li abbiamo fatto la domanda alla dottoressa De Panfilis e al dottor Milano. Sì. Ok, grazie mille. È senza microfono, dottor Milano. Deve attivare il microfono. Sì, ecco, a posto. Allora, è chiaro che distinguendo per diagnosi sembra un cambiamento, un peggioramento. In realtà le diagnosi importanti fino a un certo punto, i disturbi dell'alimentazione hanno tanti punti in comune, quindi il passaggio da anoressia, restricter, bimpargine, poi bulimia non è infrequente. Bisogna vedere poi da situazione a situazione, a volte un aggravamento, a volte invece un miglioramento. Quindi di non perdere la speranza. Se in un buon trattamento questo viene considerato, vuol dire che le cose si stanno comunque smuovendo o per terapia o per la natura della psicopatologia, bisogna proseguire nelle cure. I trattamenti per la bulimia in genere motivano di più le ragazze perché sono terrorizzate, sono molto sofferenti perché si sentono invase dal sintomo. Non c'è questa natura protettiva che a volte l'anoressia, ahimè, riassume, quindi potrebbe essere un momento delicato, ma anche poi produttivo, sulla base di tutto quello che ha detto benissimo il dottor Bruschi. Quindi direi è importante non vederla come necessariamente un peggioramento. È la figlia che sente il peggioramento, ma in realtà è sempre un disturbo di alimentazione che ha diverse fasi. Grazie. Non so se c'è Salvo. No, c'è il dottor Milano. Il dottor Milano può aprire la telecamera. Salve di nuovo. Le questa domanda ci chiedevano se
all'interno del sistema di cura che lei ha rappresentato e dei vari luoghi di cura, non ritenga che vi sia un problema più complessivo del sistema di cura che non tiene conto della specificità dell'adolescenza, che è un po' una terra di mezzo in cui se ne occupano un po' i pediatri e un po' i medici di medicina generale, un po' la neuropsichiatria, poi c'è il problema del passaggio alla psichiatria adulte, molto spesso senza una continuità, e quindi proprio non sia un problema di non aver posto con più attenzione, il sistema non abbia posto attenzione a questo. Certo, hai posto una domanda molto importante, una delle grandi criticità nell'ambito del nostro lavoro, ma credo non soltanto nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare, credo anche nell'ambito per esempio della psichiatria, che io seguo un po' più da vicino, per tutte le forme ad esordio molto giovanile che poi dopo si portano poi al di là negli anni. Per quanto riguarda i disturbi del comportamento alimentare, noi abbiamo tra virgolette degli obblighi, cioè nel senso al di sotto di una certa età se ne deve occupare la neuropsichiatria infantile ovviamente manca quel tratto di unione, di interrelazioni tra i neuropsichiatri infantili, per esempio fino ai 14-15 anni, e poi con il servizio da adolescenti, giovani adulti che vanno dai 15-16 anni in poi, e lì in quel pezzetto, in quel tempo si possono perdere dei preziosi momenti per poter intervenire in maniera significativa. Già ho sentito per Andrea stamattina quando diceva che bisogna farsi sentire a livello istituzionale per evitare che le strutture residenziali o semi-residenziali abbiano commissioni di età così ampie, cioè magari avere nella stessa struttura pazienti con disturbi dell'alimentazione di 30-40 anni insieme a ragazzine di 12-13 anni e che debbono essere sistemate in ambienti completamente diversi, perché le tecniche di terapia sono completamente diverse, vanno modulate in maniera diversificata. Questo è una delle criticità maggiori sulle quali dobbiamo riflettere, proprio a proposito di quel continuum di cure di cui accennavo prima io alla fine della mia chiacchierata, in cui dobbiamo tenere presente che questi pazienti non possono essere etichettati in base all'età o in base alla patologia, ma che debbono essere seguiti per un tempo sufficientemente lungo, anche quando vengono poi dopo, quando poi vanno in guarigione, ma devono essere seguiti per un tempo sufficiente. Non so se sono stato chiaro, se ho risposto alla domanda. Penso di sì, penso che assolutamente. Antonella? Chiedo se c'è il dottor Gravina che può rispondere a un'altra domanda. Intanto lo aspettiamo un attimo. Sì. Intanto cercavamo se c'era la dottoressa De Panfilis, la dottoressa Zanna, ma so che... Io non so perché Sara. di schiacciare. Sara. Bene. Scusate. Molto bene. Buongiorno molto a tutti. Bene. Allora, attendiamo un attimo, dottor Gravina. Mi sentite? Sì, la sento benissimo. Okay. Posso farle la domanda? Volentieri. Allora, l'immagine non importa, non è così rilevante. Ok. Vai. Allora le faccio la domanda che ci hanno rivolto, e cioè cosa si può fare quando un figlio o una figlia non accetta l'aiuto dei professionisti perché crede di essere in grado di autogestirsi, e soprattutto nel caso, come capita a noi genitori di sentire, spesso si tratta di ragazze maggiorenni e in tal modo la loro età impedisce una chiara comunicazione tra i curanti e i familiari. È una questione cruciale questa. Direi che se la persona vive ancora in famiglia è possibile aiutare i familiari a trovare le modalità per aiutare la figlia. Per esempio, qui a Pisa, nell'Associazione della Vita Oltre lo Specchio, ma anche altre associazioni in Italia sicuramente hanno degli sportelli di ascolto o dei gruppi di autoaiuto rivolti proprio anche ai familiari per avere indicazioni e suggerimenti su come modulare la comunicazione rispetto al disturbo.
può essere un amico, può essere un insegnante, possono essere molte le modalità attraverso cui pian piano si aiuta la famiglia a lavorare con, e già quello è un inizio della cura, già quello è un inizio della cura, già quello è un modo per cominciare a comunicare con la persona. La costrizione, la minaccia in genere sono meno efficaci, ma ci sono molti altri metodi che si possono apprendere proprio attraverso il colloquio con un professionista. Per cui se io fossi il genitore di quella ragazza andrei nel centro specialistico che si occupa di disturbi alimentari del mio territorio e gli direi come posso fare per affrontare questo problema. Grazie. Okay, grazie. Sara, due domande a te. La prima è questa, che ci chiedono come distinguere i sintomi della malattia perché molto spesso ai genitori viene detto ma è una crisi dell'adolescenza, ecco, e quindi come invece riuscire a distinguere crisi dell'adolescenza da problemi invece legati all'anoressia? Se posso iniziamo da qua, se hai finito. Sì, okay. sì. Allora, è molto difficile, nel senso che io credo che ci sia un continuum e tanti colleghi questa mattina hanno parlato dell'aspetto categoriale delle diagnosi, no? Come se fossero dei contenitori molto netti e molto chiari. In realtà, quando si parla di adolescenza non c'è un confine così chiaro, per cui io credo che il primo suggerimento possa essere quello di osservare senza spaventarsi, che non vuol dire perdere del tempo, ma osservare, e si possono osservare quegli indicatori che abbiamo toccato in tutti gli interventi questa mattina. Il secondo punto da genitore credo che sia riuscire a rimanere vicino a dei ragazzi che fanno il loro lavoro, cioè vogliono lontano i genitori in adolescenza, per cui riuscire ad osservarli e a tenere una comunicazione aperta. Il terzo punto può essere quello che diceva il dottor Gravina adesso: se i nostri ragazzi si chiudono e si chiudono in maniera ermetica, possiamo essere noi genitori che ci avviciniamo, che esprimiamo la nostra difficoltà. Io sono in difficoltà a capire cosa ti sta succedendo, io ho degli indicatori di spavento e di apprensività, vado io nei centri più vicini, vado io nei gruppi di automutuo aiuto, vado io e mi confronto con genitori che hanno la mia storia e le mie difficoltà. Allora molto spesso questo è un semino per i ragazzi che li fa dire: cacchio, se ci va la mamma, se ci va il papà, forse ci posso muovermi anch'io. Sì, faccio io un'altra domanda, non so se c'è qualche altro medico presente, se no la faccio al dottor Gravina o a Sara, come volete. Allora, ci chiedono anche, noi parliamo spesso di intercettazione del disturbo, ma in quali modi invece, in quali contesti si può parlare di prevenzione, se è possibile parlare di prevenzione? E soprattutto quali potrebbero essere le figure coinvolte dai medici e con i medici. Pensiamo ad esempio agli insegnanti, agli psicologi nelle scuole, agli allenatori sportivi, ma qualcuno in chat stamattina ci ha anche suggerito i fisioterapisti o i logopedisti. Cosa ne pensate voi? Sì, un attimo, c'è anche il dottor Abate Daga e il dottor Bruschi, se vogliono aprire la telecamera, via che si libera un posto, possono intervenire, grazie. Io intanto dico solo due parole, così poi lascio spazio ai colleghi, sulle figure, su tutte quelle figure che in qualche modo entrano nel percorso educativo dei ragazzi, no? Per cui gli insegnanti, i vari allenatori, i vari contesti di aggregazione, ma anche gli oratori, cioè a secondo della realtà locale in cui i ragazzi vivono. Allora, fare prevenzioni vuol dire, una volta si chiamava prevenzione secondaria, cioè queste figure intermediarie possono riconoscere prima di noi possono avere anche un gancio. Gli allenatori, per esempio, il valore di un allenatore di basket in una ragazza che gioca a basket è elevatissimo, la capacità comunicativa è elevatissima, per cui tutte queste figure sono io credo fondamentali per fare il gancino per le nostre ragazze. L'altro discorso,
L'altro aspetto che dicevi, Antonella, era queste figure, l'altro l'ho perso in questo momento, aiutami. Se potevano appunto, altre figure erano i logopedisti o fisioterapisti, ad esempio. Qualunque sia la figura, secondo me qualunque sia la figura. Poi sul discorso di prevenzione in senso più ampio di tutti quei fattori che sono aspecifici, no? O anche specifici della patologia, per esempio l'immagine della donna, per esempio il valore del corpo, l'autostima dei ragazzi, non stare solo dei ragazzi, tutto quello che fa prevenzione su tutti i fattori aspecifici e specifici può essere fatto su un altro livello che credo che sia fondamentale, su cui si deve lavorare ancora tantissimo. Grazie. E a Gianfranco invece facevo questa, al dottor Bruschi, facevo questa domanda. Mi chiedevano rispetto ai fratelli, cioè come poter coinvolgere i fratelli all'interno del percorso di cura e se anche i fratelli non possono rischiare chiaramente dalla malattia dell'altro figlio appunto di instaurare la stessa patologia. Ok, grazie. Sì, certo, è molto importante coinvolgere i fratelli, le sorelle che si trovano a vivere comunque all'interno del contesto familiare, ovviamente questo tipo di grande problema, insomma. Di solito, quando parliamo soprattutto di minori, cerchiamo, e penso che sia comunque una pratica molto importante da mettere in atto, di coinvolgere tutta la famiglia. Spesso succede che si presentano i genitori con la persona che porta diciamo così, il problema o il disturbo, però se è possibile anche in sede di secondo o terzo incontro poter avere anche, nel caso in cui siano fratelli o sorelle che sono particolarmente coinvolti con il problema, anche la loro presenza è molto importante. Parlo magari di fratelli e sorelle che possono avere un'età come quella dell'età adolescenziale, che ovviamente coinvolge molto e che può portare a volte anche a avere delle patologie che sono riflesse. Ho notato spesso anche che c'è una grandissima sensibilità in chi soffre del disturbo alimentare per quelle che sono le altre eventuali patologie o problematiche che i fratelli o le sorelle hanno, nel senso che poi spesso questi disturbi di tipo alimentare si possono vedere anche in situazioni dove fratelli e sorelle sviluppano altri tipi di patologie, per dire quanto il tessuto familiare è veramente molto molto sensibile ad una fase di debolezza o di fragilità. E credo che poi in una fase successiva, quando si è costruito anche l'aggancio con la famiglia, procedere con un trattamento di tipo familiare sia come supporto motivazionale ad affrontare la malattia, sia poi successivamente come vera e propria terapia familiare che coinvolga quindi anche i fratelli e le sorelle, sia assolutamente importante. Grazie mille. È arrivato il dottor Eccoci, è arrivato il dottor Salvo, buongiorno. Buongiorno, ciao Antonella. Bene. Ciao Roberto. Ciao, bene. Allora rifaccio un attimo la domanda che ci ha posto una dietista prima in chat, e cioè mi ritrovo spesso di fronte a pazienti con forme di anoressia nervosa cronicizzata. Come consigliate di gestire in linea generale questo tipo di quadro clinico appunto cronicizzato per cercare di creare i presupposti di una possibile guarigione, soprattutto sul fronte del nucleo psicopatologico dell'anoressia stessa? I disturbi alimentari hanno una caratteristica potenziale di lunga durata, che è diverso però dal concetto di cronicità. No, la cronicità implica il fatto che ci sia una cosa strutturata, inamovibile, che rimane sempre uguale a se stessa e che non prevede la possibilità in qualche maniera di un transito verso situazioni migliori. Nelle situazioni di lunga durata, noi per esempio nella struttura degli adulti abbiamo molte persone di 45-50 anni con 20 o anche 25 anni di malattia attiva, no? E il lavoro, una volta tenuta in sicurezza la persona da un punto di vista organico e nutrizionale, va fatto ampliando il focus del trattamento. Voglio essere chiaro, cioè non si può pensare che una persona che ha 25 anni
di un disturbo alimentare attivo e lo si possa gestire e da un punto di vista, tra virgolette, della dieta o della prescrizione, per quanto magari tecnicamente perfetta, nutrizionale, perché la persona è come minimo assuefatta a quel tipo di proposta, a quel tipo di trattamento, e il suo disturbo sa benissimo come aggirare quel tipo di trattamento lì. E proprio per questo che io questa mattina dicevo che bisogna pensare a dei trattamenti allargati, a dei trattamenti che includono aspetti che non sono neanche sempre solo il core psicopatologico, il pensiero della magrezza, piuttosto che le condotte di perdita di controllo nella bulimia. Le persone che hanno delle forme bulimiche dopo alcuni anni si abbuffano e vomitano, eliminano il cibo per abitudine, in maniera programmata, in maniera organizzata. Viene assolutamente meno l'aspetto impulsivo o compulsivo che noi osserviamo all'inizio della malattia. E se noi pensiamo di trattarle come se fossero in quella fase, sbagliamo tecnicamente. No? Mentre invece è molto più importante riuscire a tenere in sicurezza la persona da un punto di vista nutrizionale. Diceva prima, mi pare, il professor Abbatedaga con grande chiarezza, e talvolta delle persone a 16-16,5 di BMI o che hanno un insieme di condotte di eliminazione tutto sommato tollerabile, stanno in sicurezza organica e noi dobbiamo approfittarne per lavorare su altri aspetti. E questo è estremamente importante. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non so se abbiamo ancora un po' di tempo, però qualcuno ci sollevava anche il problema del grande effetto che ha avuto la pandemia in questo periodo, no? Anche sui disturbi del comportamento alimentare, per cui ci chiedono addirittura di fare un convegno su questo, però è una cosa grande, ma 2 parole su questa cosa la possiamo dire. Certo. Vai pure, Pierandrea. Sì, guardate, il problema dell'impatto della pandemia rispetto ai disturbi dell'alimentazione è un problema importante. C'è il gruppo di Salerno che insieme a tutti i centri che sono in Italia sta facendo degli studi, ne ha già pubblicati 2 e ne stanno preparando degli altri molto interessanti. Il problema della pandemia è un problema rilevante rispetto alla salute mentale in genere, non rispetto ai disturbi dell'alimentazione in maniera specifica. E la preoccupazione per l'abbandono da parte dei curanti o delle strutture, l'impossibilità di accedere in maniera organizzata alle strutture perché magari vengono parzialmente chiuse o passano in modalità online o tipo smart work per i trattamenti, che per carità è meglio che lasciare le persone in mezzo alla strada, però ovviamente non è la stessa cosa che vederle di persona. Le strutture residenziali che a periodi vengono aperte e chiuse perché ci sono i focolai di Covid, no? O perché finiscono in zona rossa, per cui noi magari adesso avevamo da fare dei ricoveri, li abbiamo dovuti sospendere perché andiamo in sorveglianza sanitaria, no? E è chiaro che questa cosa qui genera nello specifico una serie di problematicità, però la problematicità come impatto psichico e di tutta questa situazione è molto rilevante in termini soprattutto di ansia, questo è stato visto in maniera molto chiara in tantissimi studi, e di umore deflesso. Quello che noi osserviamo, e questo è decisamente palese, ma l'hanno già testimoniato ben altri oltre a noi, è il fatto che in maniera proprio, questo è evidente, aumentano le condotte autolesive. Certo. Non le condotte suicidarie, ma le condotte autolesive, sì. E hanno assunto in questi mesi, in quest'anno, una proporzione che pure è sempre rilevante nella nostra utenza, è debordante. Debordante. E che però mi dicevano, per capirsi, la stessa cosa i colleghi dei SERD. Quindi non credo che sia un problema diagnosi correlato, credo che sia un problema di fragilità, e se facciamo fatica noi a pensare che a distanza di un anno ritorniamo chiusi per un altro mese, le persone che sono in difficoltà e proprio probabilmente perdono quel po' di tenuta che hanno, anche emotiva. Noi per esempio vediamo in questo periodo delle ragazzine piccolissime di età con dei disturbi della condotta, non alimentare, ma nell'ambito di disturbi alimentari mai viste, che devastano casa, devastano i reparti, incontenibili. No. E questa qui non succede solo da noi, perché ci stanno raccontando la stessa cosa in altri centri. La neuropsichiatria infantile di Padova è uscita sui giornali nei giorni scorsi segnalando la stessa identica situazione. Il dottor Vicari a sua volta
e ne ha parlato non tanto tempo fa anche sulla stampa, in televisione, e evidentemente questo è un problema. Per i ragazzi questo è un problema oltretutto enorme, perché i ragazzi vivono di relazione, vivono di contatto fisico, a differenza di noi che in qualche maniera intellettualizziamo alcuni passaggi della nostra vita. Per i ragazzi non è così. Proviamo ad immaginare come eravamo noi a 16-19 anni, chi ancora se lo ricorda, io a fatica ogni tanto rispolvero delle foto, però quando ogni tanto qualche neurone ancora mi permette di ricordarlo, no, posso ben capire cosa vuol dire per un ragazzo non stare con una ragazza, non stare con i suoi coetanei, non mettersi le mani addosso, non rincorrersi, non fare sport. E chiaramente chi è fragile in queste situazioni va veramente in grandissima difficoltà al di là del disturbo alimentare. E questo è uno sforzo che i servizi devono fare in questo periodo per essere, per quanto possibile, inclusivi il più possibile, molto più di prima. Non è facile, però, ve lo dico proprio sul campo, non è facile, però bisogna. Certo. Grazie. Noi lasciamo perché vedo che posso dire solo una cosa? Siccome ci sono tanti educatori che stanno scrivendo, sì, ho visto. Me l'ero notato prima. Volevo dire agli educatori che non è vero che nell'ambito dei disturbi dell'alimentazione non hanno un ruolo. In tutte le strutture e anche in molti ambulatori gli educatori ci sono. Noi ne abbiamo 3 o 4, seguono le ragazze nelle strutture. So che nella struttura in Volo ci sono, immagino ci siano in moltissime altre strutture, e soprattutto con i giovani e gli adolescenti nella nostra esperienza svolgono un ruolo fondamentale nel trattamento. Lo dico perché ho visto un certo scoramento tra alcuni che si scrivevano tra loro, ma non è così, assolutamente. Confermo che c'è anche a Vicenza. Confermo che c'è anche da noi, assolutamente. Grazie a tutti.